Una scuola vecchia e bisognosa di interventi consistenti che verrà demolita. Un'altra nuova, più funzionale e adatta alla didattica moderna che sorgerà al suo posto. È questo il futuro del nuovo Negrelli che prenderà forma nei prossimi mesi grazie ai fondi PNRR. Questo è il cantiere più importante di tutte le opere che noi stiamo per realizzare e per ridare un'immagine veramente diversa, nuova, funzionale, al passo con i tempi nelle scuole della provincia di Belluno. Partono e stanno partendo 10 cantieri su 8 scuole, questo è sicuramente il più importante, è l'investimento dal punto di vista economico più sostanzioso di tutto il Veneto. Per garantire la continuità didattica è stato progettato di procedere per stralci con la demolizione del corpo aule esistente solo successivamente alla realizzazione del nuovo edificio. Le demolizioni dovrebbero iniziare tra la fine dell'anno e i primi mesi del 2024. Nel frattempo, per consentire agli studenti di continuare anche le attività di educazione fisica e sport, verrà installato un tendone riscaldato durante la fase di demolizione della palestra, mentre per i laboratori saranno utilizzabili alcuni spazi dell'Istituto Rizzarda.